Raimondo Giansereno. Al contrabbasso Bill Rappetti. Armandino Lardù. Claudio Farinatti. Intanto devo chiedervi scusa per questa sera, vedete questo apparato fantastico, surreale quasi, perché noi qua effettuiamo una registrazione alla mia casa discografica, avete visto la console nell'ingresso, perché ho avuto da un'esperienza fatta precedentemente, i dischi registrati dal vivo sono quelli che riescono sempre meglio. Io ho voluto registrare questo recital, che per gli auti sono neanche buono a dirlo, no? Bisognerebbe dire questo recital all'americana, no? Invece gli altri dicono, ma recital, ma qual è sto recital? Direi, è una Stasi lì che canta qualche canzone, non mi sente, no? Ed è una cosa importante, no? Preoccupazione ogni anno per fare delle cose nuove. Per esempio i mascheroni, cosa sono? Cioè quando io compongo una canzone, mi viene un'idea, metto giù 4 o 5 parole, così in metrica libera, da una parte, da queste 4 o 5 parole nasce una canzone, se nasce, se no muovo via tutto in cammino da capo, insomma. Vi porto un esempio tipico. Adesso io vi dirò una cosa intitolata Il bocciatore, dalla quale ho poi tratto una canzone che ormai è diventata il mio cavallo di battaglia. Un'ultima lunga profonda boccata e schiaccia la cicca. Dal fondo i compagni si scansano appena. Il volto è disteso ma il corpo è tirato, racchiuso in se stesso. Prepara lo sforzo. Occorrono scatto e violenza nel tiro che deve partire radente, mai alto. Un ultimo istante e poi l'uomo vola. 3 balzi da gatto, la mano si apre e parte la boccia come una palla sparata da un obice. Dentro quel tiro c'è tutto. Rabbia repressa di dorsi piegati su torni e revolver. Sogni di calci piazzati nei denti e la guardia di turno che nota tutto. Una sbirciata, 2 sbirciate, una parola, 2 parole, soffiato il naso, tolto la scarpa, stretto la cinghia, andato al cesso, è comunista. Chi se ne frega, porca sirena, perché non suona? E si agguasta. Il lancio è perfetto. La boccia rivale sembra spaccarsi in 2, 1000 pezzi. Le grida di bravo, campione, sommergono insulti e bestemmie di quelli che giocano contro. Ghigna confuso e dice: una volta. Lo dice col tono di chi ha vissuto migliaia di anni.